Il richiamo del culto di Sant'Antonio ha senza dubbio contribuito a fare di Padova uno dei luoghi principe del turismo religioso. I pellegrini che visitano la Basilica del Santo ogni anno sono quasi 4 milioni, un flusso destinato a intensificarsi grazie ad un'offerta integrata, quella che la Regione Veneto ha elaborato e presentato in occasione di Cross Veneto, il workshop dedicato agli itinerari turistici della fede nell'ambito della prima borsa internazionale di questa tipologia di soggiorni organizzata a Palazzo della Ragione, tempio dell'arte trecentesca della città. 70 buyers provenienti da tutto il mondo per una visione della vacanza slow che parte dalla spiritualità e arriva all'approccio culturale del territorio. In Veneto non c'è solo la Basilica del Santo o la Basilica di San Marco, ci sono molti santuari, molti conventi. Sono noti questi percorsi? Allora, diciamo che per alcuni erano già noti, infatti certi percorsi erano già frequentati, ma sta a noi promuovere questi percorsi, penso alla Via dei Papi o alla Via dei Sacrari, che sono una delle due vie all'interno dei 7 che abbiamo previsto, farli conoscere, ed è per questo che siamo presenti qui oggi, per far conoscere a tutti i tour operator, ai buyer e ai seller quello che il Veneto può offrire, in maniera tale che vengano pubblicizzati all'estero in maniera chiara e che il turista sappia, una volta che viene in Veneto, che ci sono anche questi percorsi a disposizione. Il Giubileo è un volano utile per lo sviluppo del comparto, che punta a consolidarsi, nel caso di Padova, ad avvicinare il pellegrino alla città, culla di arte e scienza, oltre che di fede. A breve verrà propalata al pubblico la rivisitazione della Padova Card, nella quale appunto si stabiliranno dei percorsi. Chi vorrà vedere la Padova scientifica potrà vedere la Padova Scientifica, l'Università di Padova, il Teatro Anatomico, l'Orto Botanico, il Musme. Chi vorrà vedere la Padova del Trecento sarà accompagnato, a cominciare dalla Cappella degli Scrovegni, con il capolavoro 18, Giusto de Menabuoi nel Battistero del Duomo, a vedere la Padova del Trecento. Chi invece vorrà fare questo e quello potrà decidere autonomamente come riempire la propria permanenza a Padova e quindi riempirsi gli occhi di tutta l'arte e la cultura presente sul nostro territorio. Il pellegrino è un turista che spende? Sì, il pellegrino è un turista che spende, perché ci sono vari tipi di pellegrino. C'è il giovane che magari va negli ostelli e tende a spendere poco, ma ci sono anche dei fedeli, delle persone tra i 40 e i 50 anni di età che sono mediamente facoltosi, che arrivano a spendere dai 50 a 100 euro al giorno, che non fanno sempre percorsi legati al pellegrinaggio, ma che sono anche percorsi autonomi dove chiedono delle strutture adeguate. La rete è uno strumento sempre più essenziale per la conquista dei mercati e per questo la Regione sta mettendo a posto il portale, oggetto in passato di non poche criticità. Ci stavamo già lavorando, effettivamente c'erano anche delle mancanze, ma le stiamo mettendo a posto, perché io credo molto su questo canale mediatico, oltre agli altri, non da solo, e quindi lavoreremo per dare un'offerta integrata anche tramite il web, che diventa sempre più fondamentale. La spiritualità è un modo di porsi anche per chi è laico. Sono 7 i percorsi pensati e Cross Veneto.